Avvicinare le persone al teatro e alla musica classica non è mai troppo presto. L'Opera Baby del Teatro Comunale di Vicenza ha coinvolto i bimbi più piccoli. Opera Baby è la prima esperienza teatrale musicale per bambini di età dai 6 ai 36 mesi, quindi piccolissimi. È lo step successivo di un progetto di avvicinamento delle famiglie al Teatro Comunale di Vicenza che parte addirittura dalle mamme in dolce attesa, a cui offriamo un percorso che si chiama Opera -9, un workshop di 3 incontri sui benefici dell'ascolto della musica classica in gravidanza. Ecco, questo è il secondo step. Da lì 200 tra genitori e figli che hanno assistito all'edizione di sabato mattina e oltre 400 bimbi under 3 anni durante la settimana dei nidi. Il flauto di Tam Pam, uno spettacolo liberamente ispirato all'opera di Mozart, Il flauto magico, le cui arie più famose hanno coinvolto le famiglie proprio sulla scena. Una partecipazione attiva dove canto, movimento e musica dal vivo sono stati linguaggio e collante comune che incanta. L'azione e ripetizione di alcune parole che gli attori dicono, ma soprattutto nel ritmo musicale. Quindi i bambini vengono subito avvicinati al teatro dal punto di vista del linguaggio musicale, ritmico i bambini rimangono incantati al suono di questi flauti. Poi gli attori in questo allestimento suonano qualsiasi cosa, suonano tantissimi strumenti, quindi gli stimoli musicali sono moltissimi. Un progetto articolato sostenuto dalla Banca delle Terre Venete e dall'Assessorato all'Istruzione di Vicenza. Questo infatti è stato l'evento conclusivo di un percorso iniziato e preparato a scuola. Questa settimana, prima della recita a teatro di questa mattina, siamo stati negli 11 nidi per 11 repliche di questo spettacolo in cui abbiamo coinvolto anche le insegnanti. Abbiamo fatto cose belle. Eni è stato molto entusiasta della musica, di aver partecipato ed è un buon modo per avvicinare i bambini alla musica. Noi siamo messi come meta almeno una volta al mese portarli a un'esperienza così che è diversa di quella della TV, nel cinema, questa digitale, no? Questa del teatro sei più vicino alle persone, quindi ha un'esperienza proprio di contatto umano. Quindi... In questo progetto regaliamo anche il passaporto culturale per dei bambini, che è una maniera divertente, un gioco per poterli fidelizzare con dei timbrini che devono mettere in questo passaporto come fosse un passaporto reale ogni volta che vengono a teatro. Quindi è una fidelizzazione che cerchiamo di creare fin da piccoli per i bambini e anche per le famiglie, perché nutrirli di bellezza, di cultura, di musica, di arte e teatro è la nostra mission e pensiamo che sia la cosa migliore per loro per poter crescere bene con serenità, avere stimoli nella vita quando saranno più grandi.